Orazio Reidi di Biancavilla, 21esimo turno del campionato di eccellenza siciliana per il girone B. La Ionica di mister Moschella faceva visita alla prima della classe, il Biancavilla di mister De Gaetano, che conduce la graduatoria a quota 37 punti a braccetto col Marina di Ragusa ed è reduce dal pari al Marco di Salmeri di Milazzo per 1-1 grazie alla rete di Marraffino. È stato pareggio anche per i Santa Teresini all'ultima sulla polvere il comunale Bucalo per 1-1 contro il fanalino Icoda Realaci. Si schierava quest'oggi con un 4-5-1 la Ionica con l'esordio di Accinelli tra i pali, linea difensiva formata da Loria, Rasimenco, Martinez e Manuli, a centrocampo ci vanno Smiroldo, Giannetto e Cardia, in avanti Ferraro e Saglimbeni, a spalleggiare Dadone. Dirigeva l'incontro il signor Lorenzo Armeni nella sezione di Ragusa, sui assistenti Salvatore Runza di quella di Siracusa e Pierluigi Fazzi di Enna. Completo giallo come da consuetudine per il Biancavilla, maglia bianca da trasferta invece per la Ionica. Possiamo passare a raccontarvi a breve del film di questa sfida grazie all'ausilio delle immagini che ci pervengono da Francesco Morabito. Fischietto alla bocca per il direttore gara Armenia e si può partire. Prima occasione di marca locale al quarto di gioco con la punizione di Daniele Ancione che ci prova dai 25 metri, deviato però il suo tentativo termina in corner. Risposta della Ionica all'11esimo, questa volta è Ciccio Cardia sul punto di battuta che cerca sul secondo palo l'inserimento di Ferraro, non riesce però a imprimere forza al proprio destro. Al 13esimo ci prova allora Cerra per il Biancavilla, rientra sul destro, risposta il pallone sul mancino, piede preferito ma trova i guantoni di Accinelli. Un minuto più tardi cambia il parziale, Loria infatti si addormenta, ruba la merenda Marraffino, allarga per Savasta che apre il piattone, va sul palo lontano per il vantaggio del Biancavilla. 1-0 l'Orazio Reidi, la firma di Luca Savasta su questo incontro per il vantaggio dei ragazzi di mister De Gaetano, che continuano ad attaccare e poco dopo la mezz'ora riusciranno a raddoppiare. Azione perfettamente sviluppata in Appienza che trova il taglio profondo ancora di Luca Savasta che al 32esimo ha già siglato la sua doppietta e notte fonda per la Ionica che prova subito a correre ai ripari. Infatti al 34esimo farà il suo ingresso in campo sul rettangolo verde Mattias Puglisi al posto di Mirko Smiroldo. Al 41esimo produrrà una buona occasione la formazione Santa Teresina con questo pallone all'indirizzo di Saglimbeni, scivola però sul più bello il numero 11 della formazione ospite. E questa l'ultima emozione del primo tempo, duplice fischio del direttore di gara Armenia e squadre negli spogliatoi sul parziale di 2-0 in favore del Biancavilla. Decidesi in qui la doppietta di Luca Savasta siglata tra il 13esimo e il 32esimo. Si torna in campo nella ripresa per il momento senza cambi, non cambierà però l'inerzia di questa sfida col Biancavilla che domina in lungo e largo. Il cross di Buladic dalla destra trova infatti ancora una volta Savasta, questa volta non riesce a calare il tris, il bomber dei Canarini. Al 58esimo palla in verticale per Saglimbeni che si potrebbe involare verso la porta difesa da Vitale, viene fermato però in posizione di offside dal secondo assistente del direttore di gara. Si torna però in attacco per il Biancavilla, questa volta con Savasta che prova a esplodere il mancino, fa buona guardia però ancora una volta Accinelli, sì qui migliore dei suoi. All'ora di gioco farà il suo ingresso in campo anche Gazzè che prende il posto di Manuli per cercare di dare più propulsione sul binario sinistro. 63esimo però ancora il monologo di Luca Savasta, questa volta però calcia malamente alto sulla trasversale. 65esimo un altro cambio per la Ionica con Alessio Savo che prende il posto di Saglimbeni. Arriverà però di là a poco il tris del Biancavilla in questa azione ancora sviluppata perfettamente. Cerra è tutto libero di calciare col mancino, lo fa perfettamente, trova l'angolo basso della porta di Accinelli e cala il tris per il Biancavilla al 68esimo e 3-0 anche la firma di Cerra sul tabellino dei marcatori per la gioia dell'Orazio Reidi di Biancavilla. Continua il monologo della formazione locale, la Ionica è praticamente alle corde, per aver mollato la presa quest'oggi. Al 69esimo infatti ancora Savasta è libero di andare direttamente in porta, vede Accinelli fuori dai pali, il suo lobo però termina alto. Minuto 71 ancora Savasta scatenato quest'oggi, ci prova al volo, strozza un po' il tiro e non riesce a calare la tripletta personale. Al 74esimo prova allora a farsi notare la Ionica con il taglio di Dadone servito da Gazzè, si perde però sul più bello il numero 9 è attaccante Etneo. All'86esimo fa il suo esordio in maglia Santa Teresina l'albanese Daci che prende il posto di Agatino Dadone e proprio lui lì a poco avrebbe l'occasione quantomeno di accorciare le distanze. Infatti sulla ribattuta di Vitale non ci arriva, c'è un intervento provvidenziale, il difensore della formazione locale riesce a siglare la sua prima rete in maglia giallorossa.
ancora Daci, lì a poco, è una buona occasione, viene però pescato in posizione di offside. Termina così questa sfida della 21esima giornata, triplice fischio e game over all'Orazio Raiti di Biancavilla. Il Biancavilla si impone per 3-0 sulla Ionica, apre le danze la doppietta di Savasta nel primo tempo, le chiude invece Cerra nella ripresa. Sale a quota 40 il Biancavilla, resta a quota 14, agganciata a Rosolini invece la Ionica.